Il Veneto manterrà la fascia gialla o finiremo, come molte altre regioni, nel settore arancione con tutte le sue ripercussioni? I dati sembrano poter confermare la permanenza nella fascia di emergenza più bassa, ma bisognerà attendere il confronto in cabina di regia. E noi siamo nei giorni cruciali dei numeri, perché poi venerdì sera arriva la sentenza, no? Oggi pomeriggio alle 4 avremo il confronto con il governo. Vi ricordo che la richiesta delle regioni è una richiesta tecnica, dall'altro però c'è anche da dire che oggi noi abbiamo degli indicatori che sono assolutamente, diciamo, che ci fanno sperare, spero in un buon esito della classificazione, alla luce del fatto che noi la situazione ce l'abbiamo assolutamente sotto controllo e non abbiamo tassi di occupazione e terapia intensiva che sono i più bassi nazionali. Dopo quasi un anno di tribolazioni, lo sguardo dei veneti inizia a posarsi sul Natale con tutte le sue ricadute sociali ed economiche. Ma che Natale sarà? Pensate a Natale che qui dietro all'angolo, cioè io direi di verificare. Penso che più noi, ecco questo te lo posso dire, più noi investiamo nella tutela e nel rispetto delle regole, più possibilità abbiamo di avere un Natale quasi normale.